vi ringrazio, adesso non faccio l'operativo perché l'operativo adesso siete voi, finalmente faccio solo chi presenta e quindi buon lavoro a tutti, grazie. Bene, allora possiamo dare avvio ai lavori e ai vari interventi. Il programma, l'avete visto, è un classico percorso dal generale, dall'Europa alle esperienze in Italia e in Europa, alle strategie regionali e alle realizzazioni regionali. Questo è un po' il percorso di questa poco più di un'ora che passeremo assieme. E per dare l'inquadramento generale, lo dice proprio il titolo della relazione, non potevamo che chiamare Anna Vagnozzi, che invito a salire qui e ad aprire la sua presentazione. Anna Vagnozzi del CREA, che appunto fa parte di quelle persone che hanno visto nascere e hanno dato un importante contributo di costruzione proprio di questa evoluzione del sistema della conoscenza. Oggi parliamo, Anna, di Akis, però noi che abbiamo visto appunto questa evoluzione in passato usavamo anche altre definizioni, altre sigle, FAS, SCAR, SSA, cioè, talvolta ci si così bea di queste innovazioni terminologiche. L'importante è però il contenuto, e che questo contenuto che nelle sue modalità sia in linea, sia adeguato all'evoluzione dei tempi. Prego, Anna. Sì, grazie Stefano, buongiorno a tutti. Sì, a me tocca l'inquadramento generale. Ringrazio la Regione Veneto e Veneto Agricoltura per questo invito. Come diceva Stefano, dirò delle cose che per molti di voi probabilmente sono note, che per molti di voi sono pane quotidiano della vostra attività. Cercherò di giustapporle, di essere molto sintetica, ma giustamente, come diceva Stefano, un quadro generale prima di scendere nel particolare può essere utile. Allora, forse si deve usare quest'altro. No. Eccoci, sì. Allora, due documenti strategici dell'Unione Europea che hanno dato il là alla programmazione che adesso è in corso 2023-2027 hanno chiarito che l'agricoltura europea doveva volgersi verso un approccio di sostenibilità globale. Riflettevo mentre scrivevo queste slide che forse questo approccio in questi giorni proprio è stato messo un po' in crisi, proprio da quelli che noi consideriamo i nostri utenti principali o una parte di loro, quindi questo è un quesito che mi sono posta e che immagino vi siate posti un po' tutti. Tuttavia questi sono ancora i documenti ufficiali, la sostenibilità globale è l'obiettivo di questa Europa e in questi due documenti che hanno segnato questo obiettivo verso la sostenibilità globale, sia quello più generale che riguarda tutta l'Europa, il Green Deal europeo, che quello più agricolo, il famoso From Farm to Fork, assegnano alla conoscenza e all'innovazione il ruolo di strumenti abilitanti per affrettare la transizione verso una sostenibilità globale. Badate bene, sostenibilità globale vuol dire in tutte e tre le accezioni, anche economica, non soltanto ambientale e sociale. E quindi per poter andare verso questa sostenibilità è necessario che ci siano dei supporti, degli strumenti che in qualche maniera non soltanto migliorino questa attività, ma soprattutto la velocizzino. Questa è una cosa molto importante, quindi accelerazione del cambiamento, efficienza degli investimenti e soprattutto crescita del capitale umano, perché tutto può essere realizzato. Per questo io riflettevo agli agricoltori che protestano, ma senza la condivisione degli attori questa è sicuramente molto più difficile. Quindi la PAC 2023-2027 com'è che ha deciso di
inserire l'innovazione e la conoscenza a supporto degli obiettivi della PAC. Sostanzialmente al centro della proposta c'è questo ACHIS, questo acronimo che, come diceva Stefano, in altre stagioni ha avuto altre denominazioni. Ricordo soprattutto all'epoca in cui io e te abbiamo iniziato a lavorare i servizi di sviluppo agricolo e quindi SSA. Questo è l'acronimo dalla definizione inglese e la definizione che ne dà il regolamento che attua la politica agricola di questo periodo dice che l'ACHIS è l'organizzazione combinata e i flussi della conoscenza tra persone, organizzazioni e istituzioni che usano e producono conoscenza per l'agricoltura e i campi correlati. ACHIS appunto è l'acronimo di Agricultural Knowledge and Innovation System, in italiano Sistema della Conoscenza e dell'Innovazione in Agricoltura, e come vedete anche dall'immagine che mi piace mettere quando si parla di ACHIS, è sicuramente qualcosa che accelera il cambiamento, però bisogna pedalare insieme, correre insieme. Se uno di questi omini smette di correre tutti cadono, quindi uno degli elementi importanti è proprio l'accento sulla prima parola, il sistema. E per dirla in modo più complesso, chi di voi ha partecipato durante il Covid in un periodo bruttissimo, però abbiamo cercato comunque di rimanere connessi con la rete, abbiamo cercato di realizzare un ciclo di seminari online che un po' in maniera evocativa parlavano della famosa scatola dell'ACHIS, che è questa, nel senso che l'ACHIS è un quantitativo di attività, di soggetti, di strutture molto complesso e molto articolato, e quindi mi piace sempre, perdonatemi, chi vede sempre le mie slide l'avrà vista questa definizione chissà quante volte, ma è importante sottolinearla perché questa è la definizione che ha dato l'Ocse di ACHIS, che è più lunga, più ponderosa e nelle parole che ho evidenziato in nero fa capire perché l'ACHIS è un sistema complesso, perché si occupa di generazione, trasformazione, trasmissione, archiviazione. Ecco, noi forse quando pensiamo a ACHIS pensiamo a qualcosa tipo la formazione, la consulenza, la ricerca. In realtà all'interno di queste strutture ci sono una serie di altre articolazioni. La conoscenza e l'innovazione va trattata in 1000 modi e ci sono tante specializzazioni per trattarla, quindi questo sistema è sicuramente di una grande complessità e soprattutto in questo periodo di programmazione non riguarda solo l'agricoltura ma anche le foreste, l'agroalimentare, il territorio rurale, quindi diciamo che allarga le sue maglie ancora di più. E anche io ragionando a questa presentazione di oggi ho cercato di tornare indietro, perché dico no, non è la prima volta, non sono tornata tantissimo indietro, però alla strategia di Lisbona in cui si è deciso di promuovere l'economia della conoscenza in Europa, lì ci sono tornata, e anche al documento Europa 2020 che cominciava a dire che bisognava potenziare la ricerca e lo sviluppo, RS, un altro acronimo noto come ricerca e sviluppo, e che occorreva rafforzare gli anelli della catena dell'innovazione. Come vedete ci sono denominazioni e definizioni più diverse. E quindi in realtà di queste attività, la promozione e il finanziamento di queste attività sono stato il contenuto di iniziative europee, di finanziamento europeo e quindi regionale, da ben 3 cicli di programmazione dopo la strategia di Lisbona. Che cosa è cambiato da una programmazione all'altra? Dal fatto che l'interesse è stato sempre crescente, che si è ragionato prima in termini di singoli segmenti e poi sempre di più in termini di un insieme complesso che deve lavorare insieme, come l'ultima programmazione. E nell'ultima programmazione sottolineo quanto sia importante anche il ruolo della digitalizzazione. Naturalmente un sistema è tale quando ha strumenti che consentono il dialogo. Il digitale sicuramente ci consente un certo tipo di dialogo, io non voglio dire che è l'unico che ci consente di dialogare, forse proprio perché vengo da esperienze di un po' di tempo fa mi rendo conto che il dialogo a tu per tu è ancora fondamentale, però il digitale aiuta e velocizza tanti processi.
E quindi diciamo che gli obiettivi della PAC, che immagino siano tutti noti e che io mi sono permessa di sintetizzare in 3 punti elenco, che sono appunto la sostenibilità economica, quella ambientale e quella sociale, sono sostenuti da quello che la Commissione parla, l'obiettivo di modernizzare l'agricoltura e le aree rurali. Molti mi hanno sentito dire che questa parola modernizzare non mi piace tanto, non è proprio, sa un po' di vecchio, però forse è evocativa e forse in inglese ha anche un altro suono, noi l'abbiamo tradotta dall'inglese. Non si tratta solo di modernizzare, in qualche caso si tratta proprio di ripensare all'agricoltura, e quindi con questo obiettivo la Commissione europea ci ha detto: in questo modo tutti e 9 gli obiettivi specifici della PAC avranno una importante velocizzazione. E di cosa si parla? Poco fa ho avuto una piccola intervista e mi hanno appunto chiesto: ma mi scusi, ci faccia un esempio, chi ci sta dentro all'ACHIS? Allora, sicuramente dentro l'ACHIS c'è la consulenza, la metto per prima non solo perché nel regolamento è citata per prima all'articolo 15, ma perché in questo periodo di programmazione la consulenza è al cuore, è al centro delle attenzioni della Commissione europea. Noi possiamo dire che se nella scorsa programmazione forse al centro delle attenzioni era proprio l'innovazione, in questo caso, proprio perché ci si è resi conto che l'innovazione passa se ci sono figure professionali in grado di lavorarla, di mediarla, e forse anche perché la consulenza in Italia, intesa non come o il consulente architetto o il consulente ingegnere, qui quando parliamo di consulenza ci riferiamo a coloro i quali lavorano con l'impresa, sono al fianco dell'impresa. Allora, buongiorno a tutti, sono Simona Cristiano, CREA. Sì, questa presentazione sarà, diciamo, con CREA e nero su bianco, perché siamo partner in questi progetti. Allora abbiamo pensato di fare una presentazione un po' congiunta, diciamo, ci daremo un po' la voce. Intanto grazie alla Regione Veneto e a Veneto Agricoltura per averci invitato, perché è bellissimo poi ritrovare questa platea e tutti i responsabili regionali dell'ACHIS, la rete e così via, ci ritroviamo insieme. Allora, abbiamo pensato di fare una presentazione che si connettesse un po' alla presentazione anche di Anna e della, come dire, anche della prospettiva di rete rurale e nazionale, no, che abbiamo, e ricerca europea a favore dell'ACHIS, a favore degli attori. Ecco, degli ACHIS è finalizzata proprio a modernizzare, ma meglio appunto ad innovare, diciamo, i nostri sistemi agricoli rurali, e lo si fa attraverso alcuni progetti a cui CREA, ma anche Nero su Bianco partecipiamo, attraverso un gruppo di lavoro, devo dire, abbastanza nutrito, perché sono poi dei progetti abbastanza vasti che coprono tutti i paesi europei. L'obiettivo di fatto di questi progetti, il filo comune, no? Il filo rouge tra loro, è proprio quello di spingere la costruzione di ACHIS che siano più interconnessi e innovativi, quindi abbiano sempre un potenziale di innovazione. L'interconnessione è proprio il valore aggiunto di questi progetti, perché essendo a livello europeo di fatto riescono a interconnettere attori, a sviluppare interconnessioni più di transterritoriali, no? Nazionali in qualche modo, e questo direi che è il valore aggiunto soprattutto, ecco, per noi qui in Italia nel confronto con l'estero. Questi progetti sono dei progetti che puntano soprattutto appunto all'interconnessione tra attori, Modernakis principalmente, che interconnette gli attori, li rende più consapevoli attraverso percorsi di formazione, percorsi di capacity building, quindi di crescita delle competenze. E lì il focus principale è riuscire a rafforzare le competenze di quelli che sono gli ACHIS Coordination Bodies, ma insieme agli attori dei propri sistemi di innovazione, quindi i propri ACHIS. Allora in Modernakis quello che facciamo è far partecipare al network europeo più di 1000 persone, ma noi supereremo il target, era 1000, ma in realtà siamo già arrivati ad un anno dal Modernakis, abbiamo già oltrepassato le 500 persone,
e quindi interconnettere non solo Acquis Coordination Bodies provenienti da tutti gli Stati membri, ma anche gli imprenditori agricoli, i consulenti, coloro i quali non fanno soltanto consulenza agricola ma supportano processi di innovazione per esempio all'interno dei gruppi operativi, ma anche gli educatori, gli accademici, quindi interconnettere con tutte queste persone a livello europeo. Poi abbiamo un progetto Attractis, del quale in particolare parlerà proprio Simona Aceto, la collega di Nero su Bianco, che è focalizzato proprio sui servizi di consulenza a supporto dei processi di innovazione, tipo quelli appunto dei gruppi operativi, ma non soltanto. E poi EUFARBOOK, un progetto che invece ha come focus l'infrastruttura della conoscenza, perché poi ecco, il back office è anche un progetto vicino ad EUFARBOOK, di fatto è necessario in qualche modo avere delle infrastrutture delle conoscenze che raccolgono, che mettono a fattor comune le conoscenze, i saperi, i materiali che vengono prodotti poi da tutti gli attori degli Acquis. E allora, brevemente, soltanto per dare degli input, tra l'altro noi abbiamo distribuito anche dei volantini su questi progetti, quindi nell'eventualità la prima cosa appunto è partecipare al network di Modern Acquis, perché poi Modern Acquis, diciamo sempre, è la madre di tutti questi progetti, in quanto raccoglie tutte le varie tipologie degli attori degli Acquis, e quindi se ci iscriviamo al network di Modern Acquis di fatto poi automaticamente verremo iscritti, cioè in qualche modo verremo interconnessi da tutti gli altri progetti. Allora Modern Acquis è appunto un progetto che metterete gli attori degli Acquis attraverso momenti continuativi, sistematici, quindi non sono momenti spot in cui ci si vede e basta, ma sono momenti continuativi. Per esempio abbiamo 2 volte all'anno l'incontro delle Acquis Coordination Bodies europee, ne abbiamo già fatto 2 lo scorso marzo e poi a novembre. Alcuni di voi hanno partecipato e si sono confrontati con le Acquis Coordination Bodies degli altri Stati membri, ma abbiamo anche incontri delle comunità di pratica, stiamo istituendo delle comunità di pratica a livello nazionale e a livello transnazionale, proprio per far incontrare i diversi soggetti degli Acquis, per farli confrontare sulle esperienze. Facciamo ricerca, analisi per esempio comparate delle strategie degli Acquis e degli Acquis a livello nazionale, e poi ovviamente ecco, trasferiamo, comunque dialoghiamo, ecco questo è importante in effetti in questo percorso di capacity development, condividiamo, mettiamo a fattor comune i risultati ecco, di questa ricerca e li discutiamo con tutti questi attori nel corso dei diversi eventi. Questo al fine di percorrere quelli che noi abbiamo chiamato Transformative Acquis Journeys, cioè dei viaggi condivisi, un viaggio condiviso a livello transnazionale tra i diversi attori, ecco, di trasformazione, evoluzione degli Acquis, che farà in modo che gli Acquis verranno rafforzati attraverso la crescita di tutte queste competenze. E quindi abbiamo appunto diversi incontri, la scanner, qui ho messo anche il QR code attraverso il quale ci si può iscrivere. Abbiamo fatto diversi eventi sia di formazione che di scambio di pratiche europee che di appunto incontro e colloquio tra le Acquis Coordination Bodies. Un secondo progetto, I2Connect. I2Connect è focalizzato sui servizi di consulenza, servizi di supporto ai processi di innovazione. La cosa importante di questo progetto, che terminerà a fine 2024, ottobre 2024, ma avrà continuità con il progetto Attractis di cui Simona vi parlerà, è stata l'istituzione di un database europeo dei consulenti, e chi si iscrive a questo database europeo dei consulenti di fatto poi viene invitato a partecipare a tutte le attività di I2Connect, attività finalizzate proprio al rafforzamento delle competenze, delle capacità dei consulenti di supportare i processi di innovazione. Anche noi come CREA ne abbiamo fatte a livello nazionale, ne abbiamo fatte a livello internazionale, facciamo dei corsi di formazione proprio sui temi relativi, su come accompagnare gli imprenditori e gli altri attori in processi di innovazione collaborativa, tipo per esempio i gruppi operativi, ma abbiamo anche realizzato delle cross visit, cioè percorsi di confronto peer-to-peer tra gli attori che hanno partecipato a diversi progetti di innovazione.
e poi anche percorsi di confronto peer-to-peer tra diversi consulenti che hanno a loro volta, attraverso la propria rete, realizzato processi di innovazione, proprio per capire fra di loro quali competenze sono necessarie, come migliorare la propria azione nei confronti dei propri clienti. Ne abbiamo fatte anche in Italia e qui oggi piacevolmente abbiamo scoperto qualcuno dei partecipanti ai nostri programmi di formazione. Benissimo, e ne faremo tra l'altro nei prossimi mesi, quindi chi tra i consulenti si voglia iscrivere è benvoluto. Abbiamo fatto dei training of trainers, ne faremo ancora, ecco, da qui alla fine del progetto. Ho lasciato qui anche l'email a cui iscrivere laddove si voglia partecipare ai prossimi eventi di rafforzamento delle competenze dei servizi di supporto all'innovazione. EuforBook, e chiudo. EuforBook che cos'è? EuforBook si sta lanciando questa piattaforma della conoscenza europea, sarà l'8 febbraio il lancio, sarà un repository di tutti i risultati della ricerca europea che parlano di AKIS, e quindi un repository di conoscenza che sarà utile proprio per innovare, una fonte per i servizi di back office, direi importantissima, che verranno ridefiniti, o meglio riallocati, in maniera da essere facilmente utilizzati, facilmente accessibili attraverso un'unica piattaforma. Immaginate col fatto che tutti questi progetti europei di ricerca finora hanno un proprio portale web. Questa piattaforma EuforBook ha l'obiettivo proprio di mettere insieme tutto quel materiale proveniente da questi progetti, metterli in un'unica piattaforma e quindi renderlo accessibile direttamente da lì, attraverso ovviamente dei percorsi come dire, creati su misura attraverso a secondo le diverse utenze. Avrà materiali di diverso tipo. E a chi si rivolge, con quali funzioni? Ai policy makers, gran parte delle persone che siete qui presenti, anche alla ricerca, ma agli imprenditori. Ci saranno dei percorsi specifici per gli imprenditori, ai servizi di back office, ai servizi di consulenza, e quindi saranno facilmente accessibili. E faremo in modo, tra l'altro noi come CREA in questa particolare attività, faremo in modo anche di fare webinar, incontri peer-to-peer, ogni tipologia di incontro che possa essere utile per supportare per esempio i professori universitari, per esempio i policy makers, ad utilizzare al meglio questi materiali per le proprie finalità. Fattori principali. Uno è quello di ispirare e essere ispirati. Prima abbiamo detto come facciamo a capire quello che effettivamente serve agli agricoltori. Bene, dobbiamo lavorare sulla fattore ispirazione. Questo è previsto all'interno del progetto. Tant'è che stiamo lavorando per raccogliere quelle che possono essere le idee più innovative e stiamo lavorando sui metodi per come raccogliere le idee innovative che possano rispondere alle esigenze. Quindi qui ci stiamo poi stiamo seguendo poi il flusso della spirale di innovazione, no? Poi l'idea iniziale, la fase di ispirazione, la pianificazione, lo sviluppo, la realizzazione, la disseminazione e quindi a quel punto il consolidamento. E quindi anche l'ACTIS segue questa impronta che poi è stata sperimentata in IT Connect. Quindi c'è la fase di ispirazione, poi c'è la fase, questo è tutto bene, abbiamo individuato quelle che sono le esigenze, ma siamo noi in grado, come consulenti dell'innovazione, di rispondere a queste esigenze. Ecco che interviene la fase di improvement. Quindi come facciamo a migliorare le pratiche di coinvolgimento, questo è un altro aspetto che sono sollevato da anni nella sua presentazione, quindi come facciamo a coinvolgere i diversi attori, come facciamo a fare in modo che tutti gli attori poi siano preparati, però che la buona parte degli attori siano preparati per supportare i processi di innovazione nelle varie fasi dell'innovazione stessa. Altro aspetto che è stato citato prima, quando nella stessa definizione del sistema ACTIS si parla di commissione, di trasformazione, di generazione, tutto questo noi lo possiamo fare nella fase di sharing all'interno del progetto Attractis, perché lì andiamo a identificare, e stiamo già facendo questo, quelli che sono i flussi di conoscenza e quali sono poi le modalità più efficaci per promuovere lo scambio strutturato di conoscenze, così appunto da consolidare il sostegno all'innovazione degli ACTIS. Quindi vedete, qui c'è una fase in cui coinvolgiamo gli attori che sono gli attori dell'agricoltura, ma gli attori della consulenza e dei servizi di innovazione. C'è anche la fase in cui coinvolgiamo l'intero sistema ACTIS
e c'è la fase in cui coinvolgiamo anche le autorità di gestione. Quindi coinvolgono il focus group nel progetto Attractis. L'altro aspetto importante di Attractis è quello di promuovere la connessione e l'engagement, quindi il coinvolgimento, no, dei vari attori. Quindi coinvolgere i vari attori dell'innovazione perché? Perché risulta fondamentale in questa fase di engagement che il loro interesse e che la loro capacità di influenza siano molto forti, così da trascinare, no? E trasformare l'intero sistema. Quindi questi sono i 4 pilastri che caratterizzano il progetto Attractis, e questi sono alcuni degli strumenti che noi stiamo creando e alcuni che stiamo già utilizzando. Poi se Simona o Patrizia vogliono integrare in qualche modo questi, però ve li abbiamo portati. Quindi nella fase di ispirazione quindi c'è la creazione in atto di un new toolbox, quindi è una serie di strumenti che a seconda della fase di innovazione possono essere adattati. Per questo, cosa stiamo facendo con l'Improve, ci saranno dei Training Genius Courses che sono focalizzati proprio anche su come gestire l'innovazione e come gestire la riconoscenza. C'è una piattaforma, un'altra piattaforma, però la novità è che questa piattaforma è congiunta tra Attractis, Modernatis, e illustrerà poi anche quelle che è un'attività prevista in IT Connect. Quindi piano piano la sinergia sta andando avanti, e nella fase di ispirazione facciamo proprio di SWOT analysis che è in partenza, quindi andremo a coinvolgere diversi attori per fare poi una SWOT analysis che ci consentirà di nuovo di lavorare poi sulla fase di sarà predisposto anche un manuale per di consulenza, così come è prevista la preparazione di un handbook per le managing authorities, quindi sono tanti gli strumenti a cui stiamo lavorando. Ci piaceva farvi vedere quali erano gli strumenti, perché sennò tante volte i progetti europei rimangono sempre molto un po' lontano, ma in realtà ci sono degli strumenti tangibili. Anche qui avremo delle visite di scambio, anche qui avremo dei webinar, poi ci saranno, mi sembra, 200 practice abstracts che saranno condivisi, ci saranno le master classes, eccetera. Tutto questo però sarà accessibile solo ai membri del network. Quindi io intanto qua ve lo anticipo sì, poi come abbiamo detto, nella fase di sharing ci sono già i focus group in atto con le managing authorities coinvolte nei vari paesi. Nella parte di networking, appunto, abbiamo detto che c'è il network di Attractis. In anteprima vi facciamo vedere quella che sarà la platform. Questo è uno screenshot del mock-up. I membri del network quindi potranno accedere a una serie di servizi dedicati al network. Nella parte di Academy troverete tutta l'offerta formativa, quindi torniamo sulla parte di improvement. Poi c'è la parte del Community Forum, che è la sezione dedicata quindi anche alla condivisione di quelle che sono i corsi di conoscenza. Abbiamo deciso con il progetto Modernatis di proporre una piattaforma sinergica, perché non aveva senso mettere l'intero sistema ACHIS da una parte e i servizi di consulenza dall'altra, perché alla fine vanno a integrarsi. Poi ognuno avrà la possibilità di scegliere il percorso e la sezione del forum che fa più al caso suo. Qui ci sono delle metriche, alcuni sono stati attenti, ma giusto per darvi un'idea, quindi almeno l'obiettivo è di arrivare a 600 membri del network. Ci saranno almeno 100 strumenti e metodi per potenziare l'innovazione o per avviare i processi di innovazione, più di 400 attori formati, 100 abstracts e 27 stati membri coinvolti. E quindi oggi in realtà, se volete, poi saranno distribuite le slide, ma comunque, come Simona ha fatto nelle altre slide, anche qui trovate il QR code, trovate l'indirizzo internet, perché se volete già cominciare a collaborare al progetto, quindi questo è il primo step per fare parte del network di Attractis, questa è l'interfaccia
un'intervista che noi abbiamo lanciato per poter raccogliere intanto quanto sono desiderate in termini di abilità e competenze. Quindi quando parliamo di dire vabbè, come facciamo a raggiungere i nostri destinatari, questo è uno degli strumenti che noi abbiamo utilizzato. Non è uno strumento innovativo, se qualcuno mi sta per dire un'intervista, però è molto pratico, in 10 minuti intanto questo ci aiuta. Io ho terminato il mio tempo, quindi vi ringrazio. Qui trovate il sito internet di Media Practice, e avete bisogno di informazioni, siamo qui. Grazie. Grazie, avete visto che ACIS non è solo una sigla, ma è una serie di azioni, di attività, di progetti che concretamente si stanno sviluppando, e devo dire che ci sono due aggettivi, insomma due definizioni che darei a questo movimento, a questo progetto. Uno, che sono molto ambiziosi, perché avete sentito parlare di piattaforme, di punti di diffusione della conoscenza, di raccolta e diffusione della conoscenza, quindi per chi, penso molti di voi in sala, sanno di queste cose, sanno anche quanto è complesso realizzarle, quante volte abbiamo cercato di mettere insieme, collegare, no? E l'altra definizione di questi progetti è anche un auspicio, è quello che diceva anche poco fa, proprio la convergenza, cioè il fatto di far convergere anche più progetti, non solo più attori, più soggetti, no? Ma anche proprio più progetti verso un unico luogo, un'unica metodologia. Cerchiamo di fare, è una delle frasi tipo che ci diciamo sempre, di fare sinergia, di fare convergenza, e sicuramente avremo molta più efficacia nelle nostre azioni. Il coordinamento dell'ACIS, questo aspetto ne abbiamo piena coscienza e conoscenza, tant'è che noi pensiamo che il tavolo dell'ACIS sia qualcosa che nel tempo crescerà, perché comunque in qualche modo dovremmo riuscire ad intercettare tutti gli attori dell'ACIS. Sicuramente quando penseremo di avere raggiunto l'ultimo, alzerà la mano qualcuno e dirà sono io un attore dell'ACIS. E quindi vedete è molto variegato, abbiamo dei soggetti istituzionali che svolgono diverse attività, attività di ricerca, attività come viene chiamata a livello europeo educational, no? Cioè quindi le scuole, gli istituti tecnici agrari, gli istituti tecnici superiori, gli istituti scolastici in generale, ma poi abbiamo la formazione continua e quindi gli organismi di formazione, abbiamo gli organismi, i soggetti erogatori della consulenza, gli ordini, i collegi, quindi i liberi professionisti che operano sul mercato, abbiamo le organizzazioni professionali agricole, abbiamo le cooperative, abbiamo le associazioni di produttori, forme aggregative degli imprenditori agricoli che rappresentano il vero nucleo dell'ACIS, no? E diciamo gli attori principali. Sicuramente nella nostra analisi molto empirica ci siamo resi conto, e penso che tutti i colleghi regionali possano convenire, che ci sono tra gli attori dell'ACIS rispetto all'impresa agricola alcuni soggetti che hanno delle intensità di rapporti sicuramente superiori, altri meno, inferiori, no? E questo è un punto di forza e un punto di debolezza nello stesso momento, però io lo vedo, io sono un positivo e un ottimista mia, no? E quindi lo vedo sempre come un punto di forza, cioè la possibilità di avere dei soggetti che hanno maggiore intensità di rapporti deve essere un canale che noi in qualche modo intercettiamo con i nostri interventi che noi mettiamo praticamente a disposizione e su cui investiamo le risorse dello sviluppo rurale.
E quindi cercare, diciamo, nella nostra strategia, è stato fatto nell'individuare la strategia per lo sviluppo dell'ACCIS, del miglioramento dell'ACCIS regionale, è stato fatto proprio questa considerazione. Cerchiamo di utilizzare al meglio l'intensità di rapporti che ci sono, senza però sottovalutare dove bisogna invece rafforzare, okay? È un punto di forza avere che qualcuno ne ha già molto forti, ma questo punto di forza deve essere di aiuto a compensare i punti di debolezza che vorremmo colmare. Tra poi un'altra considerazione che abbiamo fatto è com'è oggi, no? Tra i diversi attori dell'ACCIS ci sono sicuramente delle interazioni che però a volte sono legate, e per fortuna a volte avvengono solo come conseguenza di conoscenze personali, i rapporti personali. Abbiamo la grande fortuna di operare in un ambito in cui le persone sono al centro, e questo non dobbiamo mai dimenticarcelo, e poi vedrete anche alla fine una mia considerazione che vi pregherei di portare a casa proprio come ricordo di questa giornata a Verona. E quindi queste interazioni che così vedete un po' disordinate, la grande ambizione della strategia veneta per l'ACCIS, ma penso che sia quella comune anche a tutte le regioni, sia quella in qualche modo di riuscire a riordinare ed avere una rete ordinata di rapporti, di scambi tra i diversi attori dell'ACCIS. Non sarà facile, perché comunque ci sono delle barriere, dei limiti istituzionali, e anche qui la differenza però la fanno le persone, ricordiamocelo sempre. E quindi, se è vero che questa, come è stata disegnata, cioè, cosa c'è di più ordinato rispetto a una ragnatela se uno la guarda attentamente, no? Soprattutto in queste giornate in cui c'è anche nebbia, poi l'umidità si posa sulla ragnatela e uno ha modo di verificare l'ordine con cui questo ragnetto ha costruito la sua trappola, in questo caso la sua stessa, diciamo, io l'ho chiamata trappola, ma è la sua motivo e strumento di sopravvivenza, okay? E quindi vediamolo in questa logica, la logica che il rapporto ordinato di interazioni tra i diversi soggetti dell'ACCIS determina proprio il servizio di back office dell'ACCIS al servizio dell'impresa agricola, del sistema agricolo. Allora, questo per spiegarvi, diciamo, la strategia. Allora, la strategia della Regione Veneto è molto semplice. Ieri abbiamo avuto modo di confrontarci anche con altre regioni, perché abbiamo avuto una riunione della rete interregionale della ricerca, e lì questa rete che funziona dal 2001 è un grande esempio proprio di lavoro di rete che sta dando i suoi frutti. Allora, noi riteniamo che ci siano due grandi, a parte il discorso della governance a cui ho appena accennato, il fatto che comunque ci sarà bisogno sempre di avere un rapporto diretto tra amministrazione regionale e gli attori dell'ACCIS, e quindi, diciamo, la costruzione del cosiddetto coordination body, l'abbiamo sentito nominare più spesso questa mattina, ma la costruzione, o meglio il rafforzamento di tavoli che già esistono, no? La nostra agenzia opera ormai attraverso e raccoglie il fabbisogno attraverso l'organizzazione e partecipazione a questi tavoli da parte degli stakeholders del settore produttivo primario e agroalimentare del Veneto. Quindi sicuramente questo è la fondamenta, no? Fondamenta di tutto il sistema. Dovrà rapportarsi e far sentire la propria voce a livello nazionale, perché a livello nazionale è previsto nel piano strategico che venga costruito un
un ACIS Coordination Body nazionale, speriamo venga attivato rapidamente, perché alcune questioni sono strettamente legate, poi devono essere discusse a quel livello. Il fatto stesso, ieri ne abbiamo parlato, della possibilità di avere dei progetti interregionali, cosiddetti transnazionali o cross border. Nel piano strategico è stato scritto chiaramente che questo è un argomento da discutere a livello di tavolo di coordinamento nazionale, e quindi senza quello probabilmente noi come regioni ieri abbiamo deciso di approfondire proprio per farci trovare pronti e farci trovare con una promessa al tavolo quando sarà costruito. E poi ci sono due misure, due interventi che riteniamo estremamente importanti, che sono in grado di condizionare. Una che verrà presentata successivamente, che è un po' diciamo, il termine di questa giornata, che sarà l'SRH06, il cosiddetto back office dell'ACIS, ma che lo vogliamo affiancare a un intervento estremamente importante in grado, noi riteniamo, di condizionare in maniera positiva tutti gli altri interventi, non solo quelli dell'ACIS, ma addirittura quelli della diciamo, politiche di sostenibilità, di quota di sostenibilità, quindi gli interventi agroclimatico ambientali piuttosto che gli interventi di investimento. E sono l'altra misura importante che noi riteniamo è la formazione, si chiama formazione di consulenti, ma io ho scritto e non solo, perché nella descrizione chiaramente del PSP si capisce che non è solo rivolta ai consulenti, non è rivolta agli agricoltori, perché poi ci sarà un intervento specifico, ma è rivolta anche ai formatori, è rivolta anche agli altri attori dell'ACIS, e in qualche modo potrà coinvolgere e beneficiare anche della parte educational che abbiamo, di cui ho parlato prima. Chiaramente non andrà a sostituirsi alla formazione che viene fatta dagli istituti scolastici, però sicuramente anche gli insegnanti possono essere oggetto di eventualmente un'attività formativa ad hoc per fare in modo che quelli che sono oggi ragazzi domani saranno i tecnici che lavoreranno con le nostre imprese. Quindi proprio andando verso l'alto, vedete tutti i rapporti che si infettiscono, praticamente abbiamo poi gli hub dell'innovazione, la consulenza e la formazione degli agricoltori. La formazione dei consulenti e la formazione dei formatori inevitabilmente condiziona e arricchisce l'offerta di consulenza, la preparazione dei consulenti, la preparazione dei formatori e quindi poi i contenuti che sono trasferiti agli imprenditori agricoli. E gli hub dell'innovazione, questo intervento di cooperazione che noi abbiamo pensato come strumento per creare rapporti tra tre tipologie di soggetti: i consulenti, i ricercatori e le associazioni o le aggregazioni di agricoltori. Quello che dicevo prima, il punto di forza, abbiamo dei soggetti che hanno più rapporti e quindi questi soggetti che raggruppano imprese sono i soggetti che possono tra poi coinvolgere le imprese e portarli in questi hub dell'innovazione per verificare il fabbisogno di innovazione, far crescere, far nascere idee innovative, realizzare servizi di consulenza integrati all'attività dimostrativa che l'altro partner, l'università piuttosto che l'ente di ricerca, realizzerà, perché tutte le nostre misure di cooperazione sono delle misure cosiddette integrate che prevedono sostegno per alcune attività da parte dell'intervento specifico di cooperazione, però si arricchiscono i progetti dagli interventi specifici, per cui l'hub dell'innovazione attiva anche la consulenza, attiva anche l'attività, l'SRH05, attività dimostrative, e quindi ecco, capite perché ci sono questi collegamenti. E anche lo sviluppo rurale, l'SRG07, in particolare alcuni interventi, beneficeranno proprio del grande apporto che il back office e la formazione dei consulenti. A proposito di back office, ma dopo avrà detto, ben spiegato, vedete che alla fine noi troviamo le reti partner, sia europee che nazionali.
E quindi la grande ambizione di questo progetto, di questa strategia regionale, è quella di favorire la partecipazione al lavoro delle reti PAC a livello nazionale e europeo, e quindi la possibilità poi di dare ai nostri attori veneti la possibilità di partecipare ad eventi nazionali, piuttosto che facilitando questa cosa, perché abbiamo visto, ci siamo accorti che in passato non è stato sempre così, e la presenza soprattutto in Europa è stata molto, molto limitata. Noi vorremmo invece accompagnare, ma questo verrà spiegato molto bene. Lo stato dell'arte, qui quindi finisco un attimino le ultime due slide. In cosa consiste di fatto? Abbiamo l'SRG Innovation Brokering, come lo chiamiamo qui in Veneto, cioè il fatto che comunque abbiamo una prima fase in cui cerchiamo di aiutare quei partenariati che vogliono, quei soggetti che vogliono costruire un partenariato e hanno capito che c'è qualcosa su cui iniziare a lavorare, ma non hanno ancora l'idea chiara a livello progettuale, quindi diciamo una fase di setting up, noi la chiamiamo Innovation Broker, in cui l'obiettivo è proprio quello di creare partenariato e stendere il progetto. Siamo in fase di valutazione, abbiamo ricevuto una ventina di domande, quindi siamo in fase di valutazione che dovrebbe concludersi penso nel giro di 15-20 giorni, spero. Abbiamo attivato il back office, che sarà oggetto dell'intervento successivo, con l'avvio del progetto al 1° di dicembre, e quindi tra 15 giorni ci sarà il primo incontro del gruppo, diciamo dello steering committee, come si usa dire a livello europeo, comunque del gruppo di coordinamento di questo progetto. È un progetto assegnato all'agenzia, ma che ci allineati e a braccetto noi come regione e insieme all'agenzia, non è che fai e basta. E quindi anche lo stesso progetto si è andati a braccetto fino all'inizio. I gruppi operativi veri e propri, il sostegno è un bando aperto fino al 29 di aprile prossimo. Dicevo che nel sistema Veneto abbiamo appunto le misure collegate, l'SRH 01, l'SRH 03 e anche alcuni investimenti. A seconda poi della graduatoria noi abbiamo pensato appunto di fare il bando della cooperazione dei gruppi operativi, avere tante graduatorie quando ci sono i 9 obiettivi, no? Perché abbiamo pensato di mettere in competizione progetti che cercano di aggredire lo stesso tema che caratterizza i diversi obiettivi specifici della PAC, i 9 obiettivi. Quindi a seconda della graduatoria c'è o meno la possibilità di attivare alcuni interventi, sicuramente la consulenza, sicuramente la formazione. Questa è una grande sfida, perché i formatori, cioè i soggetti accreditati per fare la formazione e i soggetti erogatori di consulenza dovranno proporre qualcosa strettamente collegato al progetto del gruppo operativo e finalizzato a trasferire o comunque verificare la fattibilità dell'adozione dell'innovazione che il gruppo operativo sta sviluppando nelle aziende che non sono coinvolte nel gruppo operativo. Quindi dovranno andare a pensare un percorso di consulenza piuttosto che percorsi di formazione finalizzate a verificare e a preparare nell'adozione le imprese agricole interessate ad adottare questa innovazione. L'intervento nuovo è questo SRG 09, i cosiddetti hub dell'innovazione. Come quando si parla di hub spesso ci si può anche discutere su cosa debba intendersi. Sicuramente l'hub è qualcosa che fa convergere, no? E in questo caso dobbiamo far convergere quella che è la conoscenza e il know-how che hanno l'università da una parte, dall'altra parte le competenze che hanno i consulenti agricoli, e poi abbiamo le associazioni, che abbiamo detto le 3 tipologie,
praticamente fanno coinvolgere i fabbisogni e poi possono eventualmente far coinvolgere le imprese. Gli altri interventi dell'ACIS da calendario sono previste all'attivazione del secondo trimestre di quest'anno. Adesso stiamo valutando insieme all'autorità di gestione, anche per una questione organizzativa, di vedere come siamo messi con la passata programmazione di interventi finanziati con la ex misura 2 piuttosto che la ex misura 1, e quindi vedere di riuscire a rendere più efficaci possibile, diciamo, le aperture senza interferire e sfruttando al massimo quello che è già in piedi e in progress. La governance, vi dicevo appunto, tavolo ACIS, governance regionale, ACIS coordination body nazionale, punto di domanda. Per quanto riguarda il livello regionale, noi abbiamo una proposta di delibera, non ancora, diciamo, implementata nel sistema, ma oggetto già di uno scambio con l'autorità di gestione e su cui abbiamo, diciamo, continuato a lavorare dopo il primo scambio e siamo pronti per presentarla praticamente dopo un'ulteriore verifica a livello interno delle strutture regionali alla giunta regionale. Lancio l'idea, questo è vedete, una rete e i nodi di questa rete, non so se si vede bene, sì, contengono praticamente queste cose. Però prima di dare l'ultima slide, mi avevo preannunciato l'esercizio, ok? Adesso io vi farò alzare non a uno a uno, ma a gruppi, ok? E dopo però dovete rispondere a una domanda, ok? Dopo. Allora, innanzitutto, i miei collaboratori. Ecco, questa è la squadra che lavora con me sull'ACIS, ok? Poi i colleghi regionali veneti, anche dei giovani del fitosanitario che è iniziato da poco, Alessandra e Francesca, lei è la Stefania. No, sta in piedi, state in piedi. I colleghi regionali, ok, questi sono tutti i colleghi regionali che in qualche modo, l'autorità di gestione, la parte relativa di informatizzazione, i colleghi dell'agenda digitale, quindi vedete che siamo ben rappresentati. Altri colleghi regionali di altre regioni e agenzie regionali. Su, tutti in piedi, mi alzo anch'io perché organi, soggetti erogatori di consulenza, agronomi, tecnici, no, state in piedi, come fate? Partecipazione attiva si chiama. Su, colleghi regionali, in piedi tutti, Giorgio Santa Maria, in piedi, agenzie, forza, tecnici, consulenti, organizzazioni sindacali agricole, agricoltori, enti di ricerca, su, in piedi. Organismo pagatore, su in piedi, ok? Tecnici, agricoltori, consumatori, ma vedo quando, voi chi siete? Chi siete voi? Digital Tech, fornitori, su in piedi, fornitori digitali, che sono importantissimi. Adesso, bene, adesso io vorrei che voi rispondeste a una domanda. La domanda è, e vi do anche la risposta però perché voi dovete rispondere, ma forte, ma vorrei aprire la porta in modo che ci sentissero, ok? Dovete rispondere, io sono ACIS. Chi siete voi? Bene, ecco, allora, voi capite che dobbiamo metterci in gioco e in questa semplice manifestazione, no? Abbiamo anche superato la nostra agenzia, mi avevo chiamato però. No, ho detto agenzie regionali. Va bene. Allora, loro sono il back office dell'ACIS, ok?
No, quello che il messaggio è questo, l'ultima. L'Ax Veneto, ma penso che possa essere condiviso, ci vuole idee, cuore, nel senso di passione, per lasciare una traccia, ed è un po', diciamo, il simboletto che ho voluto aggiungere su ogni nodo. Non ho la pretesa che questo sia il logo dell'Ax Veneto. Vi preannuncio che verrà fatta una gara rivolta agli studenti dei istituti tecnico concorso per avere il logo dell'Ax Veneto, e preannuncio ai soggetti erogatori di consulenza che a maggio vi porteremo a Bruxelles, ma non per protestare, ok? Bene, per imparare, ok? Andremo a fare una bella cross visit presso la sede nostra di rappresentanza, incontreremo dei funzionari della Commissione Europea e incontreremo anche dei colleghi delle Fiandre e vedremo come viene fatta lì la consulenza. Bene, io vi ringrazio, vi do. Diamo la parola per l'ultimo intervento, ma un intervento molto concreto, perché si tratta di uno dei pezzi importanti di realizzazione dell'Ax Veneto, in questo caso, ma un esempio a livello nazionale, che è il servizio di back office. Qui vedete i roll-up illustrativi di sintesi. Come diceva Giorgio, per la realizzazione è stata incaricata l'Agenzia Veneto Agricoltura, e poi ci sono i colleghi Alessandra Liviero e Giulio Volpi che vi illustreranno quanto è giusto appena partito, perché come diceva Giorgio è partito ufficialmente il 1° di dicembre, in realtà dietro c'è un lavoro di costruzione del progetto fatto da incontri, e tanti di voi che sono presenti in sala hanno partecipato a questi incontri preparatori, ma insomma non mi dilungo ancora oltre, lascio la parola ad Alessandra e Giulio. Buongiorno a tutti. Io sono Alessandra Liviero, sono responsabile per Veneto Agricoltura di tutta una serie di attività che vanno dalla formazione agli studi, analisi economiche, sempre per la Regione Veneto, del settore primario ovviamente, alla divulgazione della conoscenza. All'interno di quest'ambito, di questa attività, abbiamo appunto il servizio instaurato da pochissimo, il servizio del back office dell'Actis. Sorrido prima anche per la relazione, per la chiusura del dottor Trentin, perché io mi sono insediata in quest'ambito che non è moltissimo, ho preso praticamente l'incarico praticamente a gennaio dell'anno scorso, praticamente un anno, e come sono arrivata abbiamo iniziato a parlare già di back office, quindi non siamo arrivati alla presentazione del bando di giugno, ma siamo arrivati alla presentazione del bando con anche più di un anno di lavoro alle spalle. Abbiamo iniziato a lavorare con il supporto anche di alcuni consulenti che ci hanno supportato, appunto Giulio, il dottor Volpi e la dottoressa Silan che è qui in sala, ma soprattutto anche con un bel gruppo di lavoro sempre che fa capo alla Regione Veneto. Quindi abbiamo sempre comunque lavorato come agenzia a fianco della Regione Veneto per portare avanti quello che secondo noi poteva essere la soluzione migliore per costruire questo back office, perché ci trovavamo davanti qualcosa che per cui c'erano delle indicazioni, ma su cui ancora però non c'erano delle idee proprio precise di cosa avevano fatto gli altri, da copiare, provare a capire. Per cui abbiamo preso un po' le indicazioni che ci venivano da diverse parti, abbiamo fatto un sacco di incontri anche in regione che ci hanno visto presenti anche giornate intere per pensare, per cercare di capire, e siamo arrivati poi alla presentazione del back office che vi cercheremo di presentare molto in sintesi questa mattina. Allora, un po' delle slide
che vi presentiamo oggi, qualcuno magari l'avete già vista che ha presentato poco fa il dottor Trentin, però la prima è questa, cioè noi come Veneto Agricoltura dove ci collochiamo all'interno dell'ACHIS regionale, ci collochiamo dentro appunto alla misura SRH 06, servizi del back office dell'ACHIS, e nell'SRH 02 nella parte di formazione di consulenti. La parte formazione consulenti comunque anche all'interno della formazione consulenti della programmazione precedente, che per noi è ancora un po' in chiusura, lì abbiamo già cominciato a lavorare con i consulenti per trasferire i concetti dell'ACHIS, cercare già di divulgare, di dare un po' di formazione su quello che è l'ACHIS, i compiti dell'ACHIS, perché è nato, e dare tutta questa serie di indicazioni ai nostri consulenti attraverso un'esperienza formativa che noi abbiamo chiamato ACHIS Academy. Quindi abbiamo iniziato con tutta una serie di eventi, di incontri, di promozioni proprio indirizzati su questa specifica tematica, che è già partita ovviamente molto prima della programmazione, anche della programmazione CSR. E nell'ambito dell'SRH 06, appunto i servizi per il back office dell'ACHIS, noi ci troviamo, diciamo, in una parte, come diceva il dottor Trentin prima, abbastanza centrale, perché il back office dovrebbe essere quel nucleo, quel punto dove cui si può fare riferimento, e noi abbiamo individuato 4 tematismi su cui lavorare e su cui poi lascio parlare il dottor Volpi. Realizzare, potenziare, integrare reti di monitoraggio per la raccolta dati, cioè cercare di fare ordine, si diceva prima, c'è tanto, c'è di tutto, è difficile capire dove far orientare le persone, quindi bisogna cercare di capire dove siamo, cosa c'è di fatto, cosa c'è di pronto, e cercare di mettere tutto dentro in un unico contenitore, però organizzato, non occorre fare niente di nuovo, dobbiamo solamente cercare di lavorare sull'esistente. Realizzare e rendere disponibile ai consulenti e all'ACHIS le banche dati, cioè un primo step appunto sono le reti di monitoraggio, poi alla fine prendiamo i dati, prendiamo i contenuti e cerchiamo di prendere le banche dati dove questi contenuti, o ne creiamo altre, perché uno degli obiettivi nostri, poi ne parlerà appunto il dottor Volpi, è anche crearne altre, e queste renderle disponibili con gli strumenti che poi vedremo possono essere quelli più fruibili, quelli più facili, insomma, da utilizzare a seconda di chi ci troviamo davanti, il consulente, l'operatore, chi fa parte della rete, dei soggetti che abbiamo nella rete, l'università e così via. Sviluppare e rendere disponibili strumenti digitali, ne esistono molti, e quindi devono essere resi più disponibili, più facilmente utilizzabili, soprattutto magari messi in ordine anche questi. Dopo appunto lascio la parola a Giulio, e poi alla fine realizzare attività di networking fra gli attori dell'ACHIS. Questa è una cosa, insomma, che è già emersa bene questa mattina. Riprendo un attimo la slide che ha riproposto il dottor Trentin, dove ci collochiamo noi come Veneto Agricoltura. Le linee tratteggiano i legami più o meno forti con le aziende agricole, perché Veneto Agricoltura ha un'attività. Quando abbiamo cominciato a pensare al back office siamo partiti da noi, perché Veneto Agricoltura già da tempo lavora, fa già ACHIS sotto tanti aspetti, non solo per la parte di formazione, ma abbiamo tutta una serie di aziende che fanno sperimentazione e organizzano una serie di, per esempio, tantissime giornate dimostrative. Quindi noi, non solo i consulenti, ma proprio gli operatori, le organizzazioni di categoria, vengono in campo da noi per vedere come noi abbiamo messo in campo la ricerca e come noi abbiamo sperimentato sbagliando al posto loro, quindi cercando di dare a loro quelle informazioni che possono essere utili per evitare che anche loro sbaglino come abbiamo sbagliato noi nell'applicare quell'esperimentazione, quell'innovazione, la ricerca che poi andiamo a divulgare agli operatori. Quindi noi in un certo senso siamo già un anello dell'ACHIS, anche se
certo senso, e quindi per pensare al back office ovviamente siamo partiti da noi, siamo partiti dalle attività che già facciamo. Per esempio a Veneto Agricoltura abbiamo un osservatorio economico che raccoglie da tantissimi anni informazioni di tipo sociale, di tipo economico, e quindi ieri per esempio, come diceva prima il direttore, abbiamo presentato i dati su come è andata l'annata 2023 in anteprima, e raccogliamo per il Veneto i dati che poi l'Istat elabora e vanno nelle statistiche nazionali. Quindi abbiamo tutta questa serie di informazioni che ci rendono, diciamo, già attivi e operativi nell'ambito dell'ACHIS e che abbiamo bisogno di diffondere probabilmente in maniera più ordinata e più organizzata. Quindi abbiamo deciso di mettere insieme tutte queste informazioni, per cui abbiamo partecipato ovviamente al bando che è stato appunto gestito dalla Regione Veneto, da REPA, e abbiamo presentato con queste 4, diciamo, macro obiettivi, macro attività al bando del back office dell'ACHIS, che appunto è partito il primo dicembre 2023 e che si chiuderà il 31 dicembre 2028. Le attività sono tante, dopo appunto verranno presentate, e siamo consapevoli, come diceva prima Stefano, che è un progetto ambizioso. Infatti quando lo scrivevamo ed eravamo tutti coinvolti dicevamo ce la faremo. Sarebbe già tanto, secondo me, cominciare. Sicuramente molte delle attività che abbiamo previsto le riusciremo a portare a termine nel tempo, però insomma confidiamo che ci sarà tempo e modo anche dopo questa prima programmazione di portare a termine tutto quello che ci siamo prefissi. 2 parole sul gruppo di lavoro prima di dare la parola al dottor Volpi. Ci siamo organizzati come struttura con ovviamente un responsabile del nostro gruppo operativo, ovviamente con competenze, diciamo, nella conoscenza del sistema ACHIS regionale, che sappia gestire i progetti e che conosca le attività che andremo a fare in ambito ACHIS. Poi ovviamente nel nostro back office faranno parte tanti tecnici di Veneto Agricoltura, come dicevo prima, quindi i tecnici del nostro osservatorio economico, i tecnici che fanno sperimentazione nelle nostre aziende, perché tutte le loro professionalità, ed è un'attività molto importante che stiamo facendo all'interno dell'agenzia, perché bisogna far capire prima, Giorgio diceva, dobbiamo dire l'ACHIS siamo noi, ecco, dovrò fare questo tipo di intervento anche dentro la Veneto Agricoltura, perché tutti i nostri tecnici, tutti i nostri operatori devono capire che l'ACHIS siamo noi e sono anche tutti loro, non è un progetto nostro della mia unità, ma è un progetto di tutti quanti insieme. Poi avremo un coordinatore dell'ACHIS, del back office dell'ACHIS regionale, una sorta di project manager, che è il dottor Volpi, che è qui presente oggi. Poi avremo un paio di data manager, un data manager esperto senior e un altro esperto senior che si occuperà della segreteria del back office dell'ACHIS a supporto del coordinatore, che sono presenti in sala anche oggi, quello che è la nostra idea di gruppo di lavoro, e alla fine 3 tutor che seguiranno. In questa prima fase ci siamo concentrati su 3 tematiche particolari, vedremo dopo il perché, appunto l'ambito della difesa fitosanitaria, l'ambito dell'economia agraria e dell'innovazione di impresa e l'ambito zootecnico, l'ambito dell'allevamento zootecnico. Quindi questi sono i 3 ambiti su cui puntiamo a contare in questa prima fase, in questi primi 5 anni di back office. Do la parola al dottor Volpi, che continua. Grazie Alessandra, e buongiorno a tutti anche da parte mia. Io cercherò di essere breve anche perché ormai l'orario è abbastanza oltre il limite, e tra l'altro abbiamo scavalcato l'ora di pranzo, insomma, quindi bisogna essere un po' concisi. Ad ogni modo, io sono Giulio Volpi, sono un agronomo e sono stato appunto ingaggiato, diciamo, da Veneto Agricoltura per questa fase di avviamento del servizio di back office. Fase di avviamento che è iniziata col bando che citava Alessandra,
era un bando un po' per certi versi pro forma, nel senso che già la scheda inserita nel CSR regionale indicava Veneto Agricoltura come soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento SRH 06, quindi era pro forma nel senso che non c'era una competizione. Non era pro forma nel senso che, come probabilmente sapete, comunque tutti gli interventi, comunque tutti, diciamo, i progetti, le operazioni che vengono finanziate attraverso il CSR, quindi nell'ambito della PAC, devono passare attraverso una procedura di valutazione. E quindi lo sforzo è stato da parte nostra quello di redigere un progetto di servizio di back office che rispondesse ai requisiti, diciamo, del bando nel migliore dei modi e soprattutto attivasse con l'amministrazione regionale, quindi con Giorgio e tutta la sua squadra, un collegamento forte, perché è evidente che attraverso questo collegamento, sinergia, che poi si è, diciamo, costruito uno strumento che sia effettivamente coerente rispetto a quello che era, diciamo, l'obiettivo regionale di interpretazione dell'ACHIS e del servizio ACHIS. Quindi siamo arrivati, diciamo, a questo bando, l'abbiamo proposto, è stato valutato, ne abbiamo discusso e il 7 dicembre, il 1 dicembre, insomma, il servizio è formalmente partito. Che cosa fa questo servizio di back office che avrà sede presso Veneto Agricoltura? Fa 4 cose che sono le 4 cose che ha citato Alessandra, che sono 4 parole chiave, 4 macro attività, come ha detto lei. Allora io vi consiglio un po' delle parole chiavi, che sono dati, banche dati, strumenti digitali e networking. Partiamo subito dall'ultimo, che è quello forse più intuitivo. Avete visto sia nella presentazione di Giorgio che in questa di Alessandra la raggiera di soggetti, no, che ruoteranno attorno a questo strumento ACHIS, raggiera provvisoria, no? Nella tua slide c'era scritta, Giorgio, ancora provvisoria, perché evidentemente siamo tutti ACHIS, no? E quindi l'attività di networking evidentemente avrà la finalità di farci sentire tutti ACHIS, farvi sentire tutti ACHIS, e quindi mettere in relazione tutti questi soggetti, mettendo in relazione i due punti estremi della filiera nella quale si inserisce l'ACHIS, cioè la generazione di innovazione e di conoscenza e le aziende agricole che possono sfruttare questa conoscenza, con tutti i collegamenti in mezzo che sono quelli che avete visto anche nelle slide precedenti. Networking è una delle attività. Altre attività sono i dati. Di che dati stiamo parlando? Stiamo parlando di dati relativi a conoscenza e innovazione nel settore agricolo. Perfetto. Da dove arrivano questi dati? Perché lo scopo dell'ufficio, del back office, era quello di censire, continuare a raccogliere questi dati, fare in modo che questi dati non vadano persi. E qui evidenzio un duplice approccio. Da un lato abbiamo dei dati che in qualche misura sono già strutturati, in qualche misura siamo abituati a gestire, a maneggiare. Alessandra prima citava per esempio l'attività dell'osservatorio economico. È uno strumento forte, importante, patrimonio di Veneto Agricoltura e quindi patrimonio di tutta l'agricoltura regionale, che ha già dei suoi meccanismi, no? Ha già dei suoi percorsi conoscitivi. Benissimo, quello è sicuramente da inglobare subito e da inserire all'interno della rete ACHIS per favorire il trasferimento. Ma pensiamo per esempio a quanti progetti, diciamo, vengono realizzati dai gruppi operativi, vengono realizzati dai programmi di cooperazione, i vari Interreg, dai programmi Horizon che fanno ricerca, dai LIFE, dalle stesse aziende dimostrative di Veneto Agricoltura. Proprio in questi giorni stiamo lavorando assieme a Giulia a un repertorio, l'abbiamo chiamato repertorio, non so come lo chiameremo, e viene fuori un libro di 60, 70, 80 pagine che raccoglie tutte le esperienze che Veneto Agricoltura realizza a vario livello. Ecco, tutte queste informazioni sono informazioni molto più difficili da maneggiare, perché sono estemporanee, perché non hanno sedi storiche, perché non abbiamo strumenti immediati per valutare la qualità dei dati che queste esperienze producono. Non è necessariamente vero che una prova dimostrativa sperimentale che viene fatta in un'azienda grande, piccola, pilota, eccetera, sia un dato che abbia veramente un significato importante. Ecco, quindi si apre un universo mondo di informazioni e di dati preziosi, ma che al momento sono difficilissimi da maneggiare. Quindi, prima parola d'ordine era dati. La seconda è banche dati.
nel senso che la banca dati dovrebbe essere lo strumento che permette proprio di, come dire, mettere un po' in ordine tutti questi dati e queste informazioni e far sì che un potenziale utente abbia poi modo di leggere queste informazioni, sia facilitato nell'accedere a queste informazioni. All'interno dello strumento back office noi faremo sia censimento delle banche dati esistenti, cercando appunto in questo continuo sforzo di mettere insieme la conoscenza e l'innovazione, cercando di raccogliere tutto quello che può essere utile per l'agricoltura regionale, per le aziende agricole del Veneto, quindi faremo censimento e anche creazione di nuove banche dati, quindi mettendo insieme tutti gli aspetti, diciamo, che riusciamo a raccogliere, fare in modo che siano un pochino più facilmente fruibili. E vengo all'ultima parola chiave, no? Quindi networking, dati, banche dati, strumenti digitali. Questa è un po' l'ultima frontiera, diciamo così, del servizio di back office, perché evidentemente passiamo da una fase, se volete, di censimento, raccolta, di organizzazione, a una fase che vorrebbe invece fornire un qualcosa in più, cioè diventare a sua volta fornitore di nuova conoscenza, attraverso degli strumenti digitali. Per fare questo, diciamo, in una visione di coordinamento regionale, ci stiamo appoggiando a una grande iniziativa che da anni insomma, è stata messa in atto dalla Regione, che si chiama Veneto Data Platform, con la volontà di costituire una struttura, una infrastruttura unica, diciamo così, di convergenza di dati, informazioni relativi anche al settore primario. Questa Veneto Data Platform non è assolutamente limitata al settore primario, però lo interpretiamo come uno strumento informatico davvero potente, davvero innovativo, che sarà continuamente sviluppato anche nel tempo, all'interno del quale ci sarà resa possibile inserire anche la parte, diciamo così, relativa all'agricoltura, al settore primario. Che cosa vorremmo fare noi utilizzando questa potenza di calcolo che ci viene messa a disposizione? Ovviamente io adesso me la propongo, ma arrivo fino a un certo punto, come vi dicevo prima, io sono un agronomo, quindi ho una visione di quello che si potrebbe fare, non ho la contropartita, diciamo, tecnica, informatica, sulla quale però ci stiamo confrontando. Allora, ecco, questa Veneto Data Platform dovrebbe prima di tutto gestire l'informazione e restituire i dati, le banche dati, un flusso che nella mia testa è anche relativamente semplice, sul quale ci stiamo già confrontando e sul quale stiamo già facendo della sperimentazione. Alcuni dati, per esempio, nell'osservatorio economico, in questo momento stanno migrando all'interno di questa Veneto Data Platform per cominciare a mettere i ferri in acqua, no? Cominciare a capire come si può valorizzare questo strumento per avere, diciamo, degli output interessanti poi per i consulenti e per gli agricoltori e quant'altro. Un secondo aspetto interessante sarà quello degli strumenti digitali nuovi, diciamo così, e qui l'idea è quella di addentrarci inizialmente come primi casi piloti sui temi del Decision Support System, sistemi di decisione, di supporto alle decisioni, in particolare per quanto riguarda la difesa fitosanitaria. C'è una motivazione anche, diciamo così, un pochino politica, se volete, dietro a questa impostazione, legata al fatto che credo che gli DSS, diciamo, per la difesa, credo che più o meno sappiate tutti di che tipo di strumento stiamo parlando. Ecco, c'è una visione un pochino politica, dicevo, perché uno dei problemi, diciamo, nell'implementazione di questi DSS è che sono tutti quanti di natura prettamente commerciale. Quindi ecco che quello che si vorrebbe fare a livello regionale è quello invece di sviluppare degli strumenti che abbiano una natura non commerciale, questo anche per svincolarli dalle logiche che sono collegate, diciamo, poi alla vendita dei prodotti fitosanitari, che evidentemente sono il risultato, uno dei risultati della implementazione di questi DSS. Quindi una delle cose sulle quali si vorrebbe cominciare a lavorare, in termini di nuovi servizi innovativi prodotti da questo strumento potente, è appunto quello dei DSS. Quindi possibilità di gestire, tra l'altro in maniera integrata, dati di varia natura, perché parliamo di dati agrometeorologici, di dati di gestazione, parliamo di
dati relativi ad analisi di contesto commerciale, insomma tutta una serie di informazioni, e quindi capite che qui la potenza di calcolo comincia a essere un pochino più importante, no? Nel senso che cominceremo ad avere degli algoritmi un pochino più complessi. E vengo all'ultimo aspetto, che è quello per certi versi forse anche più affascinante, sul quale vorremmo cominciare a lavorare in questa Veneto Data Platform. Ed è costituito dalla possibilità di rivolgersi in un futuro alla piattaforma digitando delle domande, diciamo così, in linguaggio naturale, e fare in modo che a fronte di queste domande il sistema, parlo di sistema perché la mia competenza al momento più di tanto non arriva, il sistema vada a pescare in tutti questi dati, compresi i dati di questi progetti un po' estemporanei, no? Questi vari Interreg, Horizon Life, eccetera, le esperienze di Veneto Agricoltura, e mi restituisca una risposta con un linguaggio altrettanto naturale. Allora io prendo spunto da una lampadina che mi si è accesa un giorno che Stefano mi ha detto reinventiamo il chat GPT dell'agricoltura del Veneto. E secondo me qui c'è tutta l'essenza di quella che potrebbe essere l'ultima frontiera di questo strumento, perché davvero nel momento in cui avremo un'intelligenza artificiale, adesso sto parlando di termini che davvero li riferisco così come li capisco, quindi non bannatemi se dico delle cose che magari tecnicamente non sono totalmente precise, però ecco, un sistema di intelligenza artificiale che mi permetta di andare a pescare anche in tutte queste informazioni un po' sparse che rischiano di essere perse e che poi me le integri in una risposta che mi viene data con un linguaggio naturale. Ecco, io ho una certa età, come potete vedere, e resto davvero stupito, insomma, quando ho provato a giocare un po' con ChatGPT piuttosto che con gli altri strumenti di intelligenza artificiale. Però evidentemente questi funzionano, stanno cominciando a funzionare con dei limiti anche forti, evidentemente poi bisognerà confrontarsi con questi limiti. Noi come strumento di back office, la nostra attività andrà avanti fino al 2028. In una delle riunioni che abbiamo fatto con i servizi della Regione Veneto, i servizi formativi, Veneto Data Platform, l'agenzia diciamo che sta sviluppando la parte informatica, ci hanno detto che da qui al 2028 è un'era geologica dal punto di vista informatico, e quindi davvero confidiamo che questa lampadina che ci si è accesa con questo termine ChatGPT dell'agricoltura del Veneto possa davvero essere un po' un faro, diciamo, che ci guidi, diciamo, nello sviluppo di un qualcosa veramente innovativo, di qualcosa che veramente oggi non c'è, magari nel 2028 sarà scontato a tutti scrivere in un software dimmi quale varietà di grano tenero devo piantare l'anno prossimo, seminare l'anno prossimo nella mia azienda, e magari automaticamente avrò tutta una serie di considerazioni. Magari questo diventerà scontato. Allora, in questa logica, e chiudo con un aneddoto, velocissimo. Allora, in una di queste riunioni che abbiamo fatto con i servizi informatici, ci siamo trovati a Veneto Agricoltura, ed era una riunione piuttosto partecipata, erano stati 15-20 persone, da una parte tutti noi, agricoltura, agronomi, Veneto Agricoltura, dall'altra tutti gli informatici, no? Allora, mi faceva notare la Giovanni, sono da qui, esatto. Allora, mi faceva notare Giovanna quando abbiamo finito la riunione, no? Allora, tutti noi di qua eravamo tutti col maglioncino, col foglio di carta, con la penna, e prendevamo i nostri appunti, no? Tutti quelli del tavolo di là erano tutti in giacca, qualcuno in giacca e cravatta, non voletemene, ognuno col suo laptop, d'altronde sono informatici, e prendeva i suoi appunti. La riunione è stata interessante, c'è stata una bella animazione, però evidentemente sono due mondi un pochino distanti. Ecco, credo che riusciremo veramente ad avere un risultato importante del lavoro che stiamo facendo nel momento in cui riusciremo a mettere a fattor comune questi due mondi. Mi fermo e vi ringrazio. Grazie a tutti voi che avete fin qui con pazienza atteso.
seguito questo incontro che doveva essere un'oretta, poi in pratica abbiamo fatto 2 orette, ma per congiungere l'ultima relazione, se voi vi ricordate la definizione che ha dato Anna Vagnozzi, non l'ha data lei, ha riportato la definizione di ACHIS fatta dall'Ocse, diceva un sacco di cose, no? Raccolta, archiviazione, elaborazione, diffusione, eccetera, e le ritroviamo in questo ambizioso progetto del back office dell'ACHIS, che vede il Veneto impegnato, ma so che anche altre regioni hanno questo traguardo in pista, e quindi sarà una sfida bella per tutti noi. Insomma. Buon lavoro!